Buongiorno cari amici, benvenuti anche oggi nella live splash del vostro Marietto veneziano. Oggi, da come avete visto dal titolo, è chi pensa come un mendicante vivrà come un mendicante. Noi abbiamo passato un periodo da New Age molto particolare. Il Marietto non dice triste, non dice insomma claudicante, però diciamo particolare. Dal 2010, 2012, 2013 c'è stato un periodo in cui si sperava nel 2012 nel salto quantico, nel salto bipolare, chiamatelo come volete questo salto, ma c'erano fior di yogi, no? Fior di maestri ascesi che parlavano di crepe nel muro, di asteroidi che dovevano colpire la Terra, di extraterrestri che ci venivano a portare l'incenso, la mirra e tutte quelle cosine da film americano hollywoodiano, però il Marietto, con altri pochi, era sulla breccia a dire: signori, stiamo attenti perché qui ci vogliono far passare un periodo con la suppostina. E chiaramente chi si è preso per tempo, chi ha costruito un muro, una muraglia, una difesa, è incominciato a diventare un po' allergico a questi promotori di sogni hollywoodiani, a questi promotori di favole, no? E adesso quelli che speravano nel 2012 sono diventati quelli che dicono: attenzione, qui va tutto male a catafascio. Beh, diciamo che sono orientati nella direzione giusta, però stanno creando una nuova tipologia di mendicanti. Allora, signori, al di là delle paroline magiche che ve l'ho già spiegato, il Maretto Veneziano al massimo attirano come si suol dire, delle egregore, no? Dei parassiti, al di là dei fumi, dei sogni, della gente che si fuma la Maria, no? Bisogna essere concreti. Allora, se voi costruite una bella protezione, se voi ogni giorno, mattone dopo mattone, costruite con la conoscenza, con le competenze e quant'altro, sicuramente affronterete questo 2020-2029 in modo sereno. Se no, cari miei, c'è poco poi da per piangere, perché se pensate come dei mendicanti, avrete dei risultati da mendicanti. Se pensate come dei guerrieri, avrete dei risultati da guerrieri. Quindi, cosa vi consiglia il Marietto? Il Marietto vi consiglia di andare a vedere le 2900 pillole che ha fatto il Marietto, le oltre 1000 pillole della Hildegard, dove diamo già degli indirizzi, diamo già delle strade dove poter incominciare a tingere in modo gratuito, ma non come mendicanti, perché il Marietto e la Hilde non sono mai stati di quella corrente lì. No. Certamente questo è il pippone del Marietto, ma perché? Ma perché continua a chiamarmi gente pensando che la magia sia una cosa gratuita. Signori, la magia costa tantissimo per il semplice fatto che è una cosa difficile, è una cosa importante, è una cosa impegnativa, è una cosa che ha dei costi per il materiale, per le conoscenze, competenze, libri e esperienza nemica. Certo che ci sono stati negli anni passati gente che raccontava delle favole. Ve l'ho detto, adesso in avanti ormai siamo entrati a piedi uniti nella terza guerra mondiale. Non pensate che ci sia qualcuno che vi viene a togliere il cotone o la bambagia dal fondoschiena, perché dovete farcela da soli, dovete impegnarvi a creare un castello. Chi non si creerà un castello, come ha detto Marietto, chi pensa come un mendicante vivrà come un mendicante. Gli altri invece che si vogliono costruire una difesa, una protezione, anche con i circuiti gratuiti del Marietto di Ildegard nel sito del Capitano, i link sono sotto qui in descrizione, può iniziare a fare qualcosa. Ma se voi pensate di iniziare una strategia e poi abbandonarla a metà strada, oppure andare in giro fra un social e l'altro, mendicare la parolina che risolverà i vostri problemi, io non dico che bisogna essere caduti a seggiolone piccolino, perché il Marietto lo sapete che queste cose non le dico, ma dico che bisogna stare attento ai pifferai magici che poi portano le persone in posti oscuri e molti sono stati portati nella terza guerra mondiale. Andate a chiederlo e a dirlo a quelle persone che hanno i figli che stanno combattendo in Ucraina. Quindi, cari miei, sempre sul pezzo, non ragionate come mendicanti, cominciate a ragionare come locomotive e non come vagoni. Ho già fatto una pillola al riguardo, dovete pensare
a essere delle locomotive, a vivere come locomotive, a dire io voglio fare qualcosa per me stesso. Questo è un circuito che vedete che serve per attivare delle parole che vi diano la possibilità di essere delle locomotive. Detto questo, il Marietto vi invita sempre alle solite live e alle sibille interattive gratuite del martedì di The Guard alle 21:15 e al giovedì del vostro Marietto con il The Guard alle 19. Grazie e alla prossima, ciao.